l'appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Anche noi abbiamo un problema, che è quello dei servizi della prevenzione, che devono essere organizzati per nuove aperture. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. Il 18 maggio si avvicina e per ora si naviga a vista. Nel consueto punto stampa il presidente Zaia lancia un appello al governo e si rivolge anche ai cittadini. Stiamo ricevendo tante fotografie, ma tante, di persone che non utilizzano la mascherina. Io penso che deve essere chiaro per tutti che se non si utilizza la mascherina il rischio di ricontagio e di riapertura dei focolai è alto. Il rischio sono nuove chiusure con conseguenze drammatiche sul piano economico. Intanto gli studi sul virus vanno avanti e molti scienziati notano una sua perdita di potenza. Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Noi notiamo che come si può dire, la fase endemica, la fase quella del contagio, quello forte, è una fase meno importante e meno rappresentata oggi. Presente anche una delegazione di insegnanti di nidi e materne preoccupate per le scuole e per i bambini che temono di essere in punizione. Sono in casa perché sono stati bravi e perché con il loro sacrificio stanno difendendo gli adulti e in alcuni casi stanno salvando la vita ai nonni e alle nonne.